Mi sta chiamando. E ciao Genoveffa! Ma quanto sei carina oggi! Ti vedo molto bella! Scusami, è un'interferenza! Oh, ma quanto i tuoi occhi sono belli come il mare, come la luce del sole che è illuminato! Quando ti guardo mi si brillano gli occhi, Genoveffa! Ne fai via! Oh! Non è te, Genoveffa, non è te! Sei la mia vita, Genoveffa, io ti voglio tanto! Scusami un attimo, c'è un'interferenza! Che cosa vuoi, Crazy? No, niente, continua a giocare, scusa. Scusami, Genoveffa, devo andare in bagno, arrivo subito! Ragazzi, mi sta venendo voglia di vedere chi è solo una volta, ok? Cavolo, è bloccato! Oh, dai, sbloccati! E dai! Sbloccati, mannaggia! Dai, telefono! Riconosci la sua faccia! Dai! Dai, è Foxy! Mannaggia, ma non lo vedi che è Foxy? Quale potrebbe essere la password di uno che è un po' stupido? Ci sono! Per esempio 1, 2, 3 e qua. Si è sbloccato! Oh cavolo, devo fare silenzio prima che arriva Foxy. Vediamo cosa stava guardando su YouTube. Dai. Oh, stava guardando i nostri video. Ragazzi, anche a voi vi ricordo, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina lasciando un mi piace sotto questo video perché è importantissimo per noi. Ma ora non perdiamo tempo, vediamo chi è questa Genoveffa. Eccola qui, vediamo chi è questa Genoveffa. Wow, ora che ci penso ne potrei approfittare per fare un piccolo scherzo a Foxy o magari fingermi donna e fargli credere che io sono Genoveffa. Perfetto. Signora poliziotta, ho bisogno di lei. Ehi, che vuoi? Oggi è il mio giorno di vacanza. Signora poliziotta, avrei bisogno di lei. Cioè, anche se ormai comunque abbiamo un certo rapporto noi due, mi potrebbe truccare perché ho bisogno di fare uno scherzo a Foxy. Uno scherzo a Foxy? Va bene, truccare è la mia seconda passione. Dopo cercare i criminali. Ecco fatto, con questo abbiamo finito. Ti piace? Ma questo non sono io, ma cosa mi hai fatto? Beh, tu mi hai detto di diventare una donna e io ho fatto quello che mi hai detto tu. Ecco fatto, e questa è una parrucca. Oh cavolo, forse sono fin troppo reale. Pronto, Genoveffa? Ascolta, ho già tutto pronto, devo fare uno scherzo a Foxy. No, ma senti, mi devi aiutare a fare uno scherzo a Foxy. Non posso ora dirtelo, devi solo che dici? No, devi solo scrivergli che praticamente sarai qui tra 5 minuti. Devi scrivergli che sarai qui tra 5 minuti. No. Ok, perfetto. Genoveffa sarà qui tra 5 minuti! Deve essere tutto pronto alla perfezione! Le caramelle qui, questo qui e qui! Il tavolo! Vediamo questo coso! Signor Pollo, tu mettiti qui, mi devi aiutare a rimorchiare! Dopo questo, Genoveffa sarà sicuramente innamorata di me! Speriamo solo che Crazy se ne vada di casa e mi lasci solo! Cosa manca? È tutto pronto! Genoveffa!
Genoveffa con i miei muscoli. Crazy ha avuto paura di me e se n'è andato anche Vigliacco. Sì, se n'è andato Crazy, sì. Sono fortissimo. Sì, guarda i fortissimo. muscoli. Genoveffa, allora ti volevo dire due parole che mi Sì, sentono sì. dal profondo del cuore. Sì, dimmi. Allora, praticamente, ma per caso tuo padre è un ladro? Perché? Perché ha rubato i soldi e le stelle. Le stelle, sì. E te le ha messe nel cuore, negli occhi. Ma che romantico, ma dove le pensi queste cose? Su internet, sulla internet la mia testa. Sì, Internet la mia sì. testa. Ma per caso Sì. tua madre è una sirena? Perché? No, perché ha preso una stella dal mare e te l'ha ha rubato una stella cioè di acqua e l'ha portata nei tuoi. Sì, ho capito. Ho capito. Ti vorrei. Sei bella come il sole. Come il sole. I tuoi raggi mi fanno splendere c'è il braccio, no, c'è la. Sì, ho capito. Sei romantico, ma romantico. Bravo. Ehi, Foxy, che ne pensi di fidanzarti con me? Crazy! Genoveffa si vuole fidanzare con me! Oh, cavolitti ragazzi! Foxy ci ha creduto e anche in pieno! In questo momento, sì, lo so che faccio un po' di impressione ragazzi, ma mi sta andando a cercare! Però adesso rimettiamoci la parrucca! Se mi dovesse scoprire, per me sarebbe la fine! Genoveffa, Crazy non c'è, ma ho un regalo per te, vieni! Sì, adesso arrivo! Vieni. Arrivo! Vieni. Sì. Ma come ti viene in mente di tirare i capelli a una ragazza che poi solo uno stupido come te può tirare i capelli a una ragazza se la vuole portare via? Senti, io non ci ho pensato a tirare i capelli! Invece sei tu, Florida! Puzzolente! Io non sono come potuto fingerti la mia ragazza Genoveffa! Ebbene, diciamo che volevo farti uno scherzo, ma non l'ho fatto per la senza Foxy. Possiamo parlare? Ok, ma non vendicarti in modo duro, Foxy, che poi. Ok, forse ho esagerato. Dai, forza, dai, sto vincendo, ragazzi, ok. Ciao Crazy, sono la poliziotta del quartiere! Cosa c'è? Ho sbagliato qualcosa? Questo così, ok, poi vediamo, così, questo qui lo mettiamo qui. Fatto, sono bellissima!